Oh, che bello essere di nuovo qua. Si può iniziare? Oh, non hai una puntata. No, e come si inizia? Ma non so, senza lettere, così, benvenuti. Lo insomma. posso dire in maniera mia? Dai, vai. Signore e signore, Questo è buonasera lo zio a tutti. Gianni, non è materiale. Lo zio Gianni Questo è lo zio Gianni. Gliela fa una carezza allo zio Gianni. No, non gliela Per fa. favore. Ma lui lo sa l'affetto che io ho avuto per lui, al di là. Per favore, una carezza allo zio Gianni. Così? Che mi sento buono. Allora, senti, che mi prepari Allora, oggi? Oggi ti preparo una cosa che tu usi spesso la mattina E che cosa? per il viso. Cosa fai? Una maschera? E che metti là? Che ne so, La una crema. cioè, Brava! una E crema. oggi facciamo dei primi con i condimenti fatti a crema. Va bene? Mi ispira. Ti ispira? Mi ispira. E ispiriamoci. Allora, prima di tutto dobbiamo fare una marinatura. Siccome faremo una mare e monti, però non solito con i gamberi, noi faremo con il tonno fresco, che devo dire sinceramente è fresco, nel senso che era ghiacciato prima, perché sono delle tranci di tonno surgelate ma buoni, d'accordo? E li andremo un attimino a marinare. Ok. Aspetta un attimo. Prendiamo questo tagliere perché dobbiamo fare dei tocchetti di questo tonno. La pinza. Una volta, dammi la pinza. Prendi la pinza. Quale vuoi? Una. Ce n'abbiamo tre, Una, guarda. dai. Questa? Prendimi una fettina di tonno. Brava, grande. Qua. Grande, ecco. Un'altra? Facciamo così, guarda. Facciamo tipo una tartare, va bene? Tipo una brunoise. No, una tartare in questo casarra. Ok. E poi questo taglio che abbiamo dato per fare una tartare più, la battiamo al coltello, così, vedi? Stiamo battendo al coltello. È battuto il tonno? Sì, è battuto. E si vede. Io me ne voglio andare. Ci sono tante altre trasmissioni di cucina, voglio andare là. Vai, scusa. Voglio andare là. Vai. Lo sai che mi ha chiamato Food Network? No, adesso Food Network. Ti pare scherzo? Sai che mi ha detto? Che t'ha detto? Ci state togliendo tutti i telespettatori. Beh, non esageriamo, Food Network, cioè sei bravo però. No, che c'entra io tutta la trasmissione, non io, ma dai, su. Adesso facciamo una cosa, guarda, facciamo così. Mi dai del sale? Del sale me lo dai del sale? Del sale me lo dai del sale? Del sale. Vorrebbe tirare così. Andiamo ad aggiungere del sale, così. Poi mettiamo, guarda, mi dai l'aglio. Tieni. Lo profumiamo proprio così, guarda, ne ho trovato uno piccolo, quello che serviva a me, guarda. Proprio quello che serviva a me, lo sbrocchiamo così. Proprio un tantino. Sì, quanto sì, va? sì. Un quanto basta? Un cubì. Un cubo. Ecco qua, fatto questo. Mi porgi l'olio che non ci arrivo. Mi dai anche un cucchiaio, un cucchiaio. Che devo fare, ragazzi? Io continuo, mi passi, cioè, sembriamo in sala operatoria. Tieni. Basta. Non mi ha fatto ridere per niente. E a questo punto un po' di pepe nero. Mi dai il pepe nero? Sì, Mi dai il lo pepe nero? metto io. Vai. Stavo perdendo. Si vedeva che era battuto. Non gioco più, basta. E adesso togliamo quei pezzettini d'aglio che avevamo messi per non averli nella masticazione. Però rimane il profumino. Certo. Ecco. Andiamo qua. E questo lo lasciamo riposare. Lo facciamo riposare. Questi li togliamo. Anzi no, questi li utilizziamo. Speriamo che si riprenda. Ti faccio vedere dove li Poi, allora, quindi questa proprio hai fatto una tartare, posso Sì. dire? Vediamo Sì, adesso come la ora utilizzerai. vediamo come la utilizzeremo.
Questo abbiamo messo qua. Quelli sono dei funghi, è un misto di funghi, chiodini, porcini, fenferli, però sono surgelati perché dammi sotto questo. Che ne so, È dannosa, è dannosa. No, ma che faceva E la col l'aglio, coltello? Era in più. anziché buttarlo, lo recuperiamo. Lo metti là. Vedi, facciamo questo soffrittino così. Sì, Prendo il prezzemolo e me lo metto qui. Nel frattempo sì. metto nell'aglio che sta soffriggendo i funghi. Ma senti, questi funghi sono precotti, come sono? No, sono surgelati. l'ho Surgelati detto prima, e scongelati, quindi adesso. Perché sono diversi tipi di fungo, capito? Ci sono i fenferli, ci sono i chiodini, ci sono i porcini. Io voglio dare un taglio così, vedi? Molto più piccolo. Così. Ma non finisce qua, tu sembra dire che è finita qua, no? Non finisce qui, No. cara la mia cara. Ecco qua. Raccogliamo i semini così e diamo questa Mescolata. mescolata così, guarda. Quindi ho visto che stai facendo due preparazioni totalmente diverse. Abbiamo diverse. fatto una tartara e l'abbiamo messa da parte. E l'abbiamo messa da parte, ma ne vedremo l'utilizzo dopo. Ecco, adesso invece funghi scongelati di Esatto. vario tipo con pomodoro, cos'era il piccadilli? Sì. E prezzemolo. Oddio, non è che non... Ne ho messi sì, 2 o 3 per cui sono piccadilli, se no erano assai. Ne ho messi piccadilli e assailli, se non erano piccadilli. Me ne vado, ragazzi. Basta. Ah. Vieni, mon amour, non mi lasciare. Cioè, non E ora che abbiamo reagisco. fatto questo, guarda. Ma dici, ma È sai? invitante, sai? Sì, sì, Buono, sì. buono. Guarda che facciamo Che adesso. fai? Tac, l'ho spento. Quindi una saltatina Aspetta, così veloce così. veloce? Doveva Guarda essere? perché? Ah, ecco, Di cosa certo, parlavamo perché noi? parlavamo di condimenti in crema. Brava. Facciamo andare questo così. Raccogliamo tutto il sughetto Tutto che il si è fondo? fatto. Sì, oramai quest'anno è il fondo, Picciò. Quest'anno abbiamo il fondo. Mettiamo anche un poco, non tutto, No. perché poi lo andremo, ti faccio vedere cosa ne faremo. Ci metti un po' di tartar? Qua così, ma questo lo conserviamo sempre. Chiudiamo. L'olio qua, aggiungiamo un pochino di olio, così, e facciamo partire la frullatura. Stiamo creando una crema cremificata cremosastica. Dai funghi al pesce praticamente. Brava. Questo abbiamo finito. Lo spostiamo così. Un disastro, Per chi ragazzi. non avesse visto è caduto il tappo del frullatore, ma insomma, sono cose che succedono. In questo capirete che non siamo in diretta, perché può essere che non ve lo facciamo sentire. Certo, lo tagliamo questo, logico. Anzi, lasciamolo, dai, registro, lasciamolo. Lasciamolo, registra. Facciamo finta che siamo live. Allora, quindi prendiamo questo e lo mettiamo qui. guarda. questa è la cremina che abbiamo ottenuto da queste due preparazioni diverse. Sì, dai funghi abbiamo messo un po' di E tartare. adesso ci farai vedere poi come la utilizzerai. Oh yes. Oh yes. Questo raccogliamo tutto perché questa è tutta grazia di Dio. Eh sì. Qua così. Questo è pronto. La e mettiamo lo da mettiamo parte. qui. Ok. A questo punto cosa facciamo? Mettiamo giù una bella manciata di Che tonnarelli. hai preso questi tonarelli? Sì. Perché aspetta. col tonno giustamente si fa Brava, tonarelli. brava. Giusto? Questa te l'ho regalata proprio Eh? così. Te l'ho regalata questa col brodo. Col tonno ci vanno i tonnarelli. Metti, dai. Un altro po'. Ce l'hai una pirofila da coprire con la carta stagnola? Va bene così? Ancora? Non ci passa il condimento poi. Vabbè.
altro pochino. dai. Così? Va bene così, dai. Va Vabbè. Allora, E andiamo in cottura con i nostri tonnarelli. e andiamo guarda. in cottura, sì. Tanto i tonnarelli, guarda, sono roba di 4 minuti e siamo pronti. Togliamo Poi- questa, prendiamo un'altra padella, Vai. qui, così, e la mettiamo qui. La facciamo scaldare e nel frattempo tu fai un recap di quello che abbiamo fatto. Ma non ho capito Qualcosa la niente. devi fare. Che recap devo Allora, fare? abbiamo fatto una tartare di tonno. Poi che abbiamo fatto? Abbiamo saltato in padella dei funghi misti. Funghi, pomodorino, prezzemolo, prezzemolo, e aglio. L'abbiamo frullato. Frullati insieme a un po' di Un tartare. po' di tartare, l'abbiamo frullato, abbiamo creato quel composto lì. E adesso poi vedremo che Adesso fine farà. stiamo facendo bollire e cucinare i tonriles. Tonarelli. Tonriles. Ton rice. Tonriles. Vabbè, dai, quello che è. Non è internazionale. No, è- certo, è locale, meno male che ci non sei c'è tu. niente da fare. Bene, quindi Hai ragione. zio Perché me lo Gianni, dice. lo zio Gianni mi adora, lascia stare. A questo punto sai che facciamo? Che facciamo? Un pochino di olio Un qui. pochino di olio. Pochino. Ci prepariamo un trito di prezzemolo. Guarda che faccio, vedi che lo sto mettendo dove c'è il pomodoro. Così si E bagna lo un faccio po', di prende il proposito, sapore. Sì, esattamente. Lo voglio fino fino. Gli do anche una schiacciata, così. Sai che serve la schiacciata? Sì, fa uscire tutto il profumo. Brava. Questo lo mettiamo qua. Qua. Bussano, vedi chi? La pasta è quasi pronta e Ok. la scoliamo, guarda così. Però non usiamo il colapasta. La scoli in padella. Lo sai perché? Perché poi la salti tutta insieme. Perché ci serve un poco della sua acqua. E voilà. Come vedi faccio cadere anche l'acqua dentro la padella. Lo stai vedendo? Eh sì, Dimmi che lo stai vedendo. lo sto vedendo. Lo stai vedendo? Sto vedendo. Dimmi che lo stai vedendo. Lo stai vedendo? Dimmi che lo stai vedendo. Lo stai vedendo? Lo sto vedendo, basta. Dimmi che lo stai vedendo. Eccoci qua, questa la togliamo e ti faccio vedere cosa facciamo. E allora, facciamo un po' di olio perché po' ci di serve olio. per lisciare un po' la pasta. Così. E abbiamo fatto questo. Il prezzemolo glielo mettiamo adesso. Così. Andiamo a mettere la tartare. Vai. Così. Mi dai una marisa? Una marisa? Una marisa? Certo. Tieni, ti do questo. E a questo punto Prendiamo la nostra crema. bella cremazza. Così. Ci dobbiamo aiutare un po' con che cosa? Con dell'acqua di pasta Certo. che abbiamo rigorosamente conservato. Mi dai un mestolo che deve essere lì da te? Ok. Prende forma piano piano, Sì, ci aiutiamo sempre con l'acqua della pasta. Senti, prende il piatto? Cosa vuoi? Un cappello del prete? No, un piatto. Che piatto vuoi? Un piatto quello che decidi tu.
E allora, sai che ti dico? Che mi dici? Un Che piatto ora dopo? andiamo nei consigli per i consigli. Ma io questa la lascio qua. Te la finisco prima Me di la impiattare. finisci dopo, la impiattiamo dopo, bravo, D'accordo. bella idea, sono Boh, d'accordo. boh. Bene. Consigli per i consigli. Eccoci tornati dagli acquisti dei consigli, degli acquisti dei Che consigli. hai comprato? Ho preso pettine tignose, spazzoli pisgangolate, portafogli pieni sperati, accattati vicinina, nocciolini, ciunghe e caramello. Ho preso Basta, tutto va bene, questo. ok. Cioè, Questa ricetta sempre in crema partecipano broccoli, acciughe e è una ricotta. meravigliosa ricotta, ho visto. È una bella ricotta. Sì. Prendiamo un coltello, questo, e stavolta, stranamente, di solito avremmo usato l'aglio, ma stavolta userò la cipolla, perché con i broccoli voglio dare un po' di dolcezza alla cipolla. Bene. C'è pure l'acciuga, capite? Voglio fare così. Tagliamo. Anche se grossolana è poco importante, poi ti dirò perché. Perché? E poi te lo dico, scusa, come le stiamo facendo le ricette? In crema. Per cui se la tagliamo grossolana o la tagliamo piccola, non cambia niente perché poi la andremo a frullare. Ah, frullare, Brava. certo, ecco. Capito? Per cui è poco importante. Eccoci qua, saltiamo questa così, senza ancora mettere olio, importantissimo. Sì. Prendiamo una schiuma rolls, che è Qualls, eccola. Prendiamo i broccoli, così, vedi così. Che sono crudi, giusto? assolutamente Semplicemente tagliati Sì, praticamente. tagliati a fettine, Ah, così. è tagliato a fettine, vero? L'abbiamo fatto questo una volta, sì. guarda, fai vedere. Quando Così. abbiamo fatto i broccoli assassonati. Esatto, a fettine. Assassonati, esatto. Ed è un po' la lavorazione di quel tipo lì. Li lasciamo qui, Ok. li lasciamo cucinare. Nel frammentre, prendiamo la ricotta, prendiamo una boule, eccola qua. Mi dai un frusta? Cucchiaio? Un frusta e un cucchiaio. Una frusta, questa? Yes, Un cucchiaio. Yes. Lei sta andando, Ecco, non ce lei ne sta frega andando. Buona la ricotta, mamma mia. Mettiamo qua. Assaggiamola. Ah, no, non c'è motivo di Vediamo se è assaggiarla fresca, è adesso. fresca. Dove l'hai comprata? No, francamente deve avere almeno un giorno perché deve scaricare, capito? Se no viene troppo liquida, capito? Buona. Ok, mi dai il mesto, questo di qua che mi serve questo. Andiamo a mettere un po' di acqua nella pasta che è ancora senza sale perché la ricotta Ok. ha una sua sapidità, ricordati questo. E andiamo un po' a rompere questa ricotta e andiamo a cremificare in questo modo. E vogliamo un altro poco d'acqua, mi ha detto la ricotta. Certo. Me la dai un altro poco d'acqua? Dagliela, mi ha detto. dai. Io gliela sto dando, vedi? Ecco qua, guarda. E voilà, e voilà. Lo vuoi fare tu un poco, Gioia? Faccio io, dai. Fai tu un poco, io ci metto un poco di pepe. Senza un altro po' di liquido? Così? No, così. Così va benissimo. Prendiamo le acciughe, prendiamo la pinzette. Brava, sei brava. Fammi un guarda. massaggio nel braccio, dai. Sì, brava, brava. Ah, stai aggiungendo le acciughe lì, praticamente, ai Per cui broccoli. stiamo attenti alla sapidità, che l'acciuga di suo dà una certa sapidità. Ok. Tutto senza niente, Per praticamente, ora senza olio, niente. senza Ora glielo nulla. andiamo ad aggiungere. Ora gli andiamo ad aggiungere un poco di olio. Un altro filettino, io glielo metto. Questo lo spostiamo. E così. E alla via così. E adesso ti faccio vedere una cosa, dice Totino, ma che Che fai? cosa stai facendo? Ma sei Fammi vedere. pazzo? Mi dirai Totino, ma sei pazzo? E io ti dico no, che non sono pazzo. Che prenderai mai? Del ghiaccio prendi? Cosa prendi?
Prendo del ghiaccio, apriamo il nostro frullator, così, e voilà. Mi dai l'olio? Eccolo. Ragazzi, guardate questi passaggi, sono importanti. Ok. La senti l'acciuga? La senti l'acciuga? Sì. Sento. Ok, e ora andiamo a mettere tutto nel nostro frullatore Frullare tutto? per fare questa crema. Adagio, se no facciamo cadere tutto. Con calma. Con calma. Questa la mettiamo qui per ora. Facciamo un recap. Dai, Niente, vai. devo dire che la puntata di oggi è particolare, perché Se sono... sto mettendo dei cubetti di ghiaccio. metti il ghiaccio lì dentro, Sì. pazzesco. E poi aspetta, attenzione, perché ho visto che i broccoli non hanno completato la No, cottura. assolutamente, giusto? non devono. Non devono completare la Le cottura. verdure crude hanno il loro perché. Li hai proprio pure, sapete. appena saltati, giusto? Mettiamo un po' di ricotta così. Così. E andiamo a formare una bella crema. Una bella crema. Dimmi un po' di questa ricetta. Abbiamo stufato un poco i broccoli senza niente, d'accordo? Poi stiamo creando questa crema che l'abbiamo fatta con la cipolla, i broccoli, l'acciuga e abbiamo aggiunto un poco di ricotta. Andiamo a controllare un Ma pochino. voglio sapere soprattutto, questa è una tua invenzione? Allora, questa è una ricetta, broccoli e ricotta si fa. Questa lavorazione è una cosa che ci ho studiato un pochino. L'hai io. rivista tu? Sì. Bene. Aspetta, andiamo a lavorare così. Portiamoci un po' di roba giù che è rimasta nelle pareti. Senti, ma la pasta nel frattempo la vogliamo mettere o ancora no? Aspetta. Dai, aspetta. Questa è pronta. Prendiamo un container, che è questo di qua. Guarda, Desiree, guarda. Questo lo togliamo. Così. Qui una nostra buona amica di questo tipo di preparazione è l'acqua della pasta. Ci aiutiamo con la crema, giusto? Assolutamente. Il bello di questa ricetta sai qual è? Che Qual è? sentirai la, come ti posso dire, la croccantezza del broccolo. Ne sentirai Ho tutto il capito, sapore, ma ecco, ne questa sentirai la cosa me croccantezza. l'hai spiegato un'altra volta, perché il ghiaccio serve a far mantenere verde il colore del broccolo, sì. giusto anche? L'abbiamo sbiancato perché gli abbiamo messo la ricotta. E a questo punto sai che ti dico? Mettiamo giù la pasta, guarda. Andiamo a proprio. Allora, quindi niente, questa devo dirti che sono dei tipi di preparazione che non abbiamo fatto mai, particolari. Però ho bisogno di un cucchiaio. Devo sentire la Ecco. sapidità. A me pare perfetto, a te? Buono, dai, va bene. Non ti dà l'idea come se ci fossero le mandorle? Sì, È vero. vero? E il broccolo invece? Sì, quasi pronti, un altro poco di acqua io me la prendo. E voilà, vedi? Abbiamo lisciato un pochino. E ora scoliamo la pasta, Sì. così. Ecco qua. Scoliamo la pasta, prendiamo una padella, Sì. che è molto importantissimo. Quale ti serve? Quella va Questa? bene, questa, sì. Questa? Sì. Mettiamo la pasta qui. La sua acquetta. Togliamo. E guarda che facciamo. Che facciamo? Mi prendi un piatto di quello ovale. Ecco qua. Piatto ovale. Ah, questa ti fa da fondo praticamente, giusto? E questa non è altro che ricotta, come si dice? Lavorata con l'acqua di cottura, giusto? Sì.
Va bene. Questo togliamo. E va. Ecco qua. E questo è il primo piatto. Mi dai un po' di acqua di cottura che c'è della pentola lì. La vedi? La vedi? Eccola. Va bene così, basta. Ti basta? Sì, assolutamente. Ecco, come lo chiami questo primo? Prima broccoli e ricotta, broccoli al dente però proprio. E poi guarda com'è bello, composto, questo verde così brillante, eh? È anche veloce da preparare Però- poi. Mm? E voilà. Bene. Allora, ma torniamo alla prima preparazione, quella Torniamo alla col prima tonno, preparazione. giusto? Riprendiamo la padella che avevamo bloccato, ti ricordi? E mi dai anche un po' di acqua di cottura. Vedi che io Vai, non vai, capisco. vai. Sì, lo so, tu senza di te. Ok, ti puoi Va spostare, bene? questa la puoi togliere. E facciamo una cosa. Un cucchiaio, un cucchiaio, A te, un cucchiaio, un a cucchiaio. te. Hai visto dove è il tonno? Ho visto. E voilà. Desiree, io direi inizia da questa. Assaggio quella, dai. Inizia da questa, portati un po' di ricotta, certo. Bello, mi piace questo mestiere, ragazzi. Bello, l'assaggiatrice. Lo sapevo. Lo senti la croccantezza del... La croccantezza e poi la ricotta. Voglio dire. Vogliamo parliamo? Capito? Il connubio cucurbitacea e ricotta è sempre una cosa eccezionale. Ti piace? Lo possiamo Bella togliere? puntata, Lo bravo. possiamo togliere? E poi ingredienti facili. Dice che cucino oggi. Prendi un broccolo, prendi una ricotta, È chiamato Masterchef 4 Australia. maccheroni. Va bene così. Passiamo. E che voleva? Ora te lo dico. Non hai l'idea. Masterchef Australia, mi hanno detto, dicevano, volete smettere questa trasmissione che ci togliete pubblico dall'Australia? Ma addirittura Te lo Masterchef giuro. Australia, dai. Veramente, Non è vero, mi prendi in te lo giro. giuro. Vabbè, Perché io non devo assaggiare? è da contratto. È da contratto. È così. Contrattiamoci così. Mamma mia, Cos'è? una bontà. Si sente il fungo e il tonno. Esatto, Capito? tutte e due sì, non si ammazzano perché abbiamo messo quelle quantità giuste. Capito? Va bene, io torno subito, ragazzi. Vado. Io torno subito. Tonnarelli, mari e monti, 400 g di tonnarelli all'uovo, 500 g di tonno fresco o surgelato, 500 g di funghi misti, champignon, cremini, cardoncelli, uno spicchio d'aglio, olio evo, sale e pepe quanto basta, pennette ricotta e broccoli, 400 g di pennette rigate, un broccolo, 500 g di ricotta ben scolata, 3 filetti di acciuga, uno spicchio d'aglio, olio evo, sale e pepe quanto basta.